L'Exio Magistralis con il presidente Francesco Caringella, oggi organizzato dalla Prefettura di Agrigento sul nuovo codice degli appalti. Comitato per l'ordine e la sicurezza a Naro con il prefetto Romano e rappresentanti delle forze dell'ordine. Anche oggi continuano le proteste degli agricoltori sulla Sciacca Palermo. Intervento dell'onorevole Carmelo Pace, urgono misure a tutti i livelli. Presentata alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano la festa del mandorlo in fiore, presente anche il comune di Palma con il sindaco Castellino. I carabinieri di Favara denunciano un 57enne per detenzioni di armi illegali tenute in casa. Al via la settimana della cultura scientifica organizzata dall'Istituto Leonardo, oggi il primo incontro con il professore di fisica Angelo Taibbi. Bolli auto pagati in sanatoria dai contribuenti siciliani, ma l'Agenzia delle Entrate non lo sa e invia migliaia di cartelle esattoriali. Sconfitta fuori casa dell'Agragas che perde con la Vibonese per 1-0. Il Pro Favara vince per 3-1 contro l'Atletico Palermo. Sugli spalti oltre 500 alunni per la giornata dello sport. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Una L'exio Magistralis oggi con il consigliere di Stato Francesco Caringella si è svolta presso i locali del Libero Consorzio di Agrigento organizzata dalla Prefettura. Dal titolo La sfida del codice degli appalti per le autonomie locali, che ha visto un'ampia partecipazione di amministratori agrigentini. Iniziative come queste quanto sono importanti anche per illustrare determinate nuove materie, codice appalti, insomma è una materia particolarmente importante anche per lo sviluppo del nostro territorio. È evidente che questa materia è fondamentale, però preferisco rispondere alla prima parte della sua domanda. Perché iniziative come queste sono importanti? Per due motivi. Uno, ovviamente, la formazione in quanto tale. Le leggi cambiano spesso, bisogna tenersi aggiornati. La Prefettura quindi cerca di offrire non soltanto ai segretari comunali e generali, ma anche ai funzionari pubblici interessati un aggiornamento costante mediante incontri, di cui questo probabilmente è il più prestigioso fra quelli tenuti finora, ma non certo né il primo né l'unico. E il secondo motivo per cui è importante la formazione è perché è bene che chi opera nel pubblico ogni tanto si incontri con l'occasione della formazione, anche per parlare poi nei corridoi, durante l'intervallo, conoscersi, stabilire quei rapporti collaborativi, peraltro fondati su una comune formazione, che poi fanno funzionare le cose, perché le cose spesso non funzionano perché non ci si parla fra enti e fra organi. Spesso negli enti locali c'è una carenza di dirigenza e di personale, anche questo è un problema purtroppo. Questo è un problema enorme a cui la formazione non può da sola rispondere, può lenire il problema ma non lo risolve. È un problema che nasce da anni passati in cui da una parte per esigenze finanziarie non c'erano soldi, dall'altra parte però per una sbagliata impostazione culturale, cioè il pubblico è troppo, bisogna ridurlo, quando invece l'Italia ha meno pubblici dipendenti in relazione alla popolazione di qualsiasi paese europeo, e meno di gran lunga. Pensate all'Inghilterra che ha pochi abitanti più 66 milioni, ma ha 6 milioni di dipendenti, noi non arriviamo a 3 milioni di dipendenti con 60 milioni di abitanti. Quindi c'è anche un problema culturale che negli anni scorsi ha pesato. E certo oggi molti comuni si trovano in serissime difficoltà. Rischiamo di non spendere soldi del PNRR preziosissimi per i nostri territori perché non c'è chi possa seguire i progetti. Grazie. Un incontro importante oggi con le autorità anche locali per illustrare questa nuova normativa. È importante perché per il Paese, per il futuro del Paese, di questa meravigliosa regione, gli appalti, i lavori sono un'opportunità fondamentale. E questo codice è un'importante scommessa perché investe nella capacità delle amministrazioni di usare un potere discrezionale molto incrementato per raggiungere
l'obiettivo e il risultato è il benessere economico e sociale della cittadinanza. Tra l'altro i limiti sono stati notevolmente aumentati, no? Ma questo non può creare qualche problema sulla gestione appunto degli appalti? Ma l'obiettivo principale del codice è evitare procedure troppo burocratiche, troppo complesse, renderle più semplici, più veloci, più tempestive. È una scommessa importante che le pubbliche amministrazioni sapranno cogliere nel modo migliore, sono fiducioso. I segretari comunali quale impegno devono portare avanti? I segretari comunali sono naturalmente la frontiera principale, perché l'attività amministrativa è essenzialmente l'attività comunale, le stazioni appaltanti sono essenzialmente i comuni. I segretari comunali hanno il compito di organizzazione, di direzione, quindi la figura del segretario sarà una figura centrale. Il vero motore degli appalti sarà certamente questa figura professionale. Il rischio purtroppo corruzione è sempre dietro l'angolo. Ma certamente è sempre dietro l'angolo, come l'infiltrazione mafiosa, come il malaffare, ma non credo che ci sia contrasto tra legalità ed efficienza. Credo al contrario che l'efficienza sia uno strumento per garantire legalità. Anche l'Ordine degli Ingegneri presente qui per questa iniziativa che tratta sul nuovo codice degli appalti, cui voi avete dedicato parecchie sedute informative. Sì, oggi esprimiamo gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto Filippo Romano per aver voluto questo importantissimo evento condotto dal Presidente Magistrato e Consigliere di Stato Francesco Caringella, che è veramente uno degli autori più importanti sulla materia e con il quale si approfondiranno temi importantissimi del nuovo codice dei contratti. Le principali novità ovviamente riguardano proprio la gestione degli appalti, quindi è stato importantissimo coinvolgere i segretari comunali, perché è da lì che la macchina comincia a funzionare, la macchina degli appalti comincia a funzionare. E Sua Eccellenza il Prefetto ha messo in evidenza come è stato ribaltato completamente il paradigma rispetto agli altri codici degli appalti pubblici. Prima, i precedenti codici partivano dal presupposto che sia gli operatori economici che i cittadini potessero essere prevalentemente e potenzialmente dei delinquenti. Oggi vale esattamente il contrario, il principio della fiducia nei confronti degli operatori economici, il principio della fiducia e della meritocrazia dei funzionari e dei dirigenti pubblici. Questo garantirà sicuramente il fare, la realizzazione a breve termine di tantissime opere, cosa che in passato non succedeva perché si andava avanti con sentenze. Oggi invece si vuole dare fiducia a tutto il sistema perché il PNRR e la normativa europea ce lo ha imposto. Ricordiamo che il 1° aprile è entrato in vigore, doveva essere parato proprio in ottemperanza a una norma comunitaria. E questi temi, assieme a quello della digitalizzazione, sicuramente interessano non solo i segretari comunali, ma anche ovviamente i professionisti, gli ingegneri, che su questo tema si sono molto adoperati. Il prefetto Romano di Agrigento ha presieduto nei giorni scorsi il COSPI, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso il Comune di Naro, alla presenza del sindaco Brandara, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dove sono stati affrontati in particolare sia la tematica della sicurezza urbana a seguito del duplice omicidio avvenuto lo scorso 5 gennaio, in cui hanno preso la vita 2 cittadine rumene, e le intimidazioni al primo cittadino di Naro in servizio. Il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha presieduto qualche giorno fa un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, COSP, presso il comune di Naro. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Naro Maria Grazia Brandare e i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra cui il questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Edoardo Moro. Nel corso dei lavori sono state affrontate le tematiche della sicurezza urbana a seguito del duplice omicidio avvenuto lo scorso 5 gennaio, in cui hanno perso la vita 2 cittadine rumene, e degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Il prefetto Romano ha assicurato l'impegno delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico nella città
città di Naro, evidenziando la necessità di intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire la tranquillità dei cittadini. In particolare il prefetto Romano ha invitato le forze dell'ordine a rafforzare la presenza sul territorio, anche attraverso l'impiego di pattuglie a piedi e in auto, e a collaborare con l'amministrazione comunale per prevenire e reprimere i reati. Il prefetto Romano ha inoltre ribadito la vicinanza al sindaco in relazione agli episodi intimidatori di cui è stata vittima negli ultimi mesi, assicurando la massima attenzione dello Stato per l'incolumità personale del sindaco. A margine del comitato è stato inaugurato anche il dipinto murale della sala consiliare Morello del Comune di Naro, realizzato dai ragazzi dell'Accademia Belle Arti di Firenze, diretti dal professor Calogero Vigiguerra. Presidio di protesta oggi nel mondo agricolo organizzato dai produttori e allevatori della Valle del Belice sulla strada Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio Gulfa a Santa Margherita del Belice. Sentiamo in merito l'onorevole Margherita Roccarruvolo, che è anche sindaco di Montevago. Oggi non si può non essere a fianco degli agricoltori, a fianco di un settore produttivo fortemente in crisi. Loro manifestano e noi dobbiamo con loro raccogliere le istanze che stanno portando ai tavoli regionali, nazionali ed europei. Quella a cui stiamo assistendo è una crisi non più controllabile, una crisi che è dettata dalla mancata produzione, dalle mancate entrate, dal fatto che c'è un'agricoltura in ginocchio. Ecco, tutto questo è stato raccolto questa mattina negli interventi che sono stati fatti. Io non solo da sindaco sono a fianco degli agricoltori, ma lo sono anche come deputato regionale. Mi farò carico di riferire al Presidente Schifani. E in merito alle proteste degli agricoltori interviene oggi l'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana, affermando che il comparto sta attraversando uno dei periodi più bui, urgono misure a tutti i livelli, il servizio. Il comparto dell'agricoltura sta attraversando uno dei periodi più bui. Alla mancanza di acqua negli invasi siciliani dovuta alla siccità si associa la crisi energetica a livello globale che ha aumentato i costi per le aziende, fatto quest'ultimo che in tutta Europa sta producendo nelle ultime settimane veementi proteste da parte degli agricoltori. Siamo giunti a un punto di non ritorno dove a livello europeo, nazionale e regionale dobbiamo assumerci la responsabilità, impegnandosi nelle questioni cruciali del settore agricolo, compresi gli aiuti economici, la tutela dei consumatori e la trasparenza nell'etichettatura degli alimenti. Questo quanto ha dichiarato il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Carmelo Pace. Da diverse settimane, continua Pace, siamo impegnati in Sicilia nel trovare soluzioni che possano calmierare il problema legato alla siccità, consapevoli che la mancanza di piogge è l'elemento determinante della situazione che sta vivendo gli agricoltori. Parallelamente siamo vicini a tutti coloro che in questi giorni protestano contro le politiche agricole dell'Unione Europea che in Sicilia non fanno altro che danneggiare un settore già messo a dura prova, conclude il parlamentare agrigentino Pace. E il mandorlo in fiore si promuove alla BIT di Milano. Il sindaco Miccichè afferma vetrina internazionale per una proposta ampia e variegata. Solo un secondo. C'è lo spot del mandorlo in fiore. Vediamo la regia. Ci tenevamo che fosse lei ad aprire ufficialmente con questo ramoscello di mandorlo che rappresenta la pace tra i popoli, questa sagra del mandorlo in fiore 76esima edizione.
che già immagino sono tutti felici della valle. Assessore, senti il profumo della valle, il profumo della pace dei popoli. Grazie a te, Presidente Schifani. Aspettiamo ad Agrigento E a tutto quello che state facendo, Elvira. Grazie all'onorevole Pisano per il suo notevole impegno, grazie al Presidente Schifani perché hanno veramente dimostrato di avere a cuore la saga del Mandorlo. Quest'anno col Sindaco di Agrigento abbiamo pensato di riportare un po' tutte le tradizioni. Per noi è una manifestazione molto importante e delicata perché è propedeutica ad Agrigento, capitale della cultura 2025. Con Giovanni Di Maida e Riccardo Cacicia abbiamo riportato tante situazioni dei tempi antichi, tante situazioni che erano nella mente dei nostri padri fondatori di questa manifestazione che quest'anno, ricordo, raggiunge la 76esima edizione. Ci saranno tante novità che non è il luogo adatto per svelarle, qui semplicemente solo una per tutte. Il martedì 11 o 12, non ricordo che data è, il martedì, la sagra va dal 9 marzo al 17 marzo, si incontreranno tutti i popoli del mondo portando un pugno, simbolicamente un pugno di terra che sarà messo in un contenitore comune e si lancerà la pace del mondo, sarà la terra della pace. Quest'anno faremo ballare insieme Russia e Ucraina, perché Agrigento, oltre a capitale della cultura, diventerà capitale della pace. Io mi fermo qua, è solo un flash, invitiamo tutti ad Agrigento, sarà una settimana di festa, dal 9 al 17 marzo 2024. Agrigento vi aspetta, Agrigento c'è. Grazie. Sì, grande emozione, è partita ufficialmente la 76esima edizione del Mandorlo in Fiore, Sagra della Primavera. Insieme al Sindaco abbiamo presentato ufficialmente al mondo, perché la BIT è internazionale, il nostro workshop era affollatissimo, abbiamo presentato questa edizione. Abbiamo rimarcato quello che già avevamo detto nei giorni scorsi, il programma di massima, perché aspettiamo di chiudere tutte le iniziative collaterali per poi fare una conferenza stampa ad Agrigento dove spieghiamo le tantissime novità. Il Sindaco ha voluto donare questa mattina un ramoscello di mandorlo all'assessore regionale Elvira Mata, che lo ha gradito moltissimo, in segno di ufficialità, diciamo, in segno di festa della primavera, di tutto quello che c'è, che racchiude quel profumo di mandorlo. È profumo di pace, è profumo di accoglienza tra i popoli, e tanto di più. Noi oggi possiamo essere qua, abbiamo potuto fare questa operazione grazie alla benevolenza e all'attenzione che il Presidente Schifani ha dato sin da subito a questo Mandorlo in Fiore, all'assessore Amata, all'assessore Scarpinato e a tutti quanti hanno collaborato. Per quanto riguarda la riuscita della manifestazione, consentitemi un piccolo primo ringraziamento non solo al Sindaco che ci ha dato fiducia per l'organizzazione della kermesse più importante del palinsesto artistico di Agrigento, ma soprattutto a chi mi sta collaborando fin dal primo secondo, sono due grandi esperti, Giovanni Di Maida e Riccardo Cacicia. E anche il comune di Palma di Montechiaro ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta a Milano nel fine settimana. Sentiamo il sindaco Castellino che ha partecipato all'evento. Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro. Grazie Fabrizio, è difficile intervenire in questo momento perché l'emozione di aver visto la nostra gemma nascosta proiettata qui alla BIT riempie il cuore di gioia e di emozione. Ringrazio tutti, dall'onorevole Pisano che si dona costantemente nei confronti degli interessi della nostra provincia, ai colleghi presenti e in particolare un abbraccio particolare a Franco Micichè, sindaco capitale, che ha dimostrato ancora una volta quanto grande sia il cuore dei siciliani. Di solito chi riesce a diventare capitale italiana della cultura tende ad accentrare su di sé i risvolti positivi di un traguardo importantissimo che ti fa davvero tanto onore. Tu dall'inizio, già da subito, hai voluto coinvolgere tutto il territorio.
vi è la voglia di riscatto di una terra che è uno scrigno meraviglioso e che contiene al suo interno delle bellezze impareggiabili, e non voglio essere Gigi Rocodomo sua, ma la Sicilia è davvero una meraviglia, è davvero qualcosa di unico al mondo. Io credo che il nostro Signore, donandoci la Sicilia, ci donò un anticipo del paradiso. Tanto è bella la nostra terra. Ma permettetemi di parlare della mia città, proprio a 20 km dalla capitale italiana della cultura. Palma per molti versi si era nascosta negli anni, si era nascosta al mondo per diverse ragioni, e abbiamo lavorato affinché Palma riscoprisse in primis di essere bella e poi lo raccontasse al mondo. E devo ringraziare la mia squadra e in particolare la Presidente dell'Istituzione Tomasi, la dottoressa Letizia Pace, per avermi accompagnato in questo percorso e per avermi riallacciato quelle fila con la storia del Gattopardo, che è una storia che ci appartiene e che condividiamo con Santa Margherita Belice e con Palermo. È veramente per noi motivo di grande emozione vedere Palma, questa gemma nascosta, portata qui in Lombardia, accanto alla capitale italiana della cultura, accanto ai comuni della nostra provincia. Siamo veramente un territorio che merita di essere scoperto. Noi siamo pronti a correre e in questa corsa vogliamo gridare al mondo non solo che siamo belli, siamo bellissimi, ma vi aspettiamo a braccia aperte. La Sicilia è un dono all'umanità. Complimenti. L'unione dei territori della quale parlava Fabrizio. Santa Margherita del Belice è partita anni fa in maniera meravigliosa e noi siamo entusiasti e la consideriamo un punto di riferimento. Nel nostro piccolo in questi anni abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto e anche noi vi aspettiamo, così come saremo presenti a Santa Margherita del Belice per il premio letterario Gattopardo, anche a Palma il 3 e il 4 di maggio 2024 per il premio Gattopardo d'Oro. I territori uniti che amano la Sicilia e la raccontano al mondo. Viva la Sicilia, viva Santa Margherita Belice, viva Palma di Montechiaro e viva Agrigento. Armi e munizioni illegali in casa di un 57enne è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Favara. Il servizio. I carabinieri della tenenza di Favara hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 57 anni di Favara per detenzione abusiva di armi e munizioni, violazione dei limiti delle detenzioni di munizioni senza denuncia e omessa comunicazione del cambio di residenza dell'arma. Nel corso degli accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di armi, i militari hanno effettuato un controllo presso l'abitazione del predetto, rinvenendo nella sua disponibilità 2 fucili calibro 12, una katana lunga 102 cm e 35 munizioni calibro 308 Winchester non denunciati, nonché accertando l'omessa comunicazione del cambio di residenza di un ulteriore fucile da caccia calibro 12. Le armi sopradette e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale in quanto detenute in violazione delle norme vigenti in materia di armi e munizioni. Nella circostanza sono state rinvenute ulteriori armi, questa volta regolarmente denunciate, consistenti in 10 fucili da caccia, 3 pistole, una carabina e munizionamento vario, ma che sono state ritirate cautelativamente in attesa di ulteriori provvedimenti. Il suddetto controllo dei carabinieri della tenenza di Favara si colloca all'interno di un articolato quadro di attività finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini. Il fenomeno della detenzione illegale di armi e munizioni, infatti, oltre a violare le norme vigenti, rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e privata. Bolli auto in sanatoria pagati dai contribuenti siciliani, ma l'Agenzia delle Entrate non lo sa e invia migliaia di cartelle esattoriali. Margherita Trupiano.
Bollo auto, mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte della Regione e arrivano le cartelle esattoriali per i contribuenti siciliani. Nonostante la richiesta e l'accettazione da parte della Regione siciliana di sanatoria per bolli auto non pagati, l'Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di cartelle con le quali esige il pagamento. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i contribuenti siciliani vistisi recapitare cartelle con le quali agli stessi viene intimato di pagare bolli auto arretrati. Alla base ci sarebbe un errore di comunicazione tra Regione Siciliana e Agenzia delle Entrate, perché sarebbe accaduto che la Regione ha registrato i pagamenti, cosa che non risulta all'Agenzia delle Entrate e all'ACI, i quali non hanno riscontri dell'avvenuta regolarizzazione di quelle tasse automobilistiche che dal 2016 risultavano scoperte. I contribuenti si sono messi in regola tramite un'apposita normativa varata dalla Regione siciliana, hanno di fatto potuto comunicare la loro posizione di irregolarità usufruendo della possibilità di versare quanto dovuto senza sanzioni e interessi, e sono stati davvero tanti, ma al momento di tutto questo il fisco a livello nazionale non lo sa e continuano a giungere cartelle all'anello debole della catena. I contribuenti già pesantemente vessati da sistemi di tassazione che sono insopportabili per le tasche dei cittadini. Sud chiama Nord insieme al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, convoca una conferenza stampa congiunta per mercoledì 7 febbraio alle ore 10 presso la Sala Rossa del Palazzo dei Normanni. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto sulla situazione politica regionale, focalizzandosi sull'analisi dei risultati emersi dopo un anno dall'insediamento del presidente Schifani. L'iniziativa prende spunto dalla recente pubblicazione del report annuale da parte dello stesso presidente. Il titolo è provocatorio, le supercazzole del governo Schifani, e riflette la volontà di affrontare in modo franco e diretto i temi cruciali che riguardano la governance regionale. Al via oggi presso la Sala Pellegrino del Libero Consorzio di Agrigento il primo degli incontri organizzati dall'Istituto Leonardo con l'ordinario di fisica professor Angelo Taibbi nell'ambito della cultura scientifica, giornata internazionale delle donne nella scienza. Noi abbiamo seguito l'evento. Settimana della cultura scientifica e fisica, oggi è il primo di diversi appuntamenti, ecco, ricordiamoli e annunciamoli con la dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo che organizza l'evento, Patrizia Pilato. Sì, iniziamo oggi, abbiamo dato avvio alla prima edizione della settimana della cultura scientifica del Leonardo e lo facciamo con un ospite di prestigio, ex leonardino, noto fisico agrigentino, il professore Angelo Taibbi, che chiaramente col suo intervento stimolerà senz'altro la curiosità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, perché ricordiamo che la nostra settimana è prevalentemente dedicata alle ragazze nelle STEM, per sensibilizzare la valorizzazione delle STEM per le ragazze, per favorirne l'approccio alle carriere scientifiche. Proseguiremo domani ospitando una delle prime 100 scienziate al mondo, la professoressa Speranza Falciano, che è stata la prima vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia, esperta ricercatrice, ancora oggi vanta numerosissime pubblicazioni e contributi che appunto l'hanno fatta classificare all'interno di questo range importantissimo. E proseguiremo poi con esperte di intelligenza artificiale e di politiche di genere nelle STEM, oltre che venerdì ospitando la professoressa Botano, una fisica astroparticellare presso il Palacongressi, che incontrerà appunto le nostre ragazze e i nostri ragazzi su temi particolarmente delicati e importanti, quali quelli dei neutrini, che sono stati particolare oggetto della sua attività di ricerca. Infine concluderemo sabato con un collegamento da Houston con la professoressa Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel per la pace, ricercatrice e biologa che ha sperimentato il primo vaccino senza brevetto, quindi gratis per tutta la popolazione mondiale. Oggi qui primo appuntamento proprio con lei, che si parla di fisica. Ecco, quale sarà il modo per catturare l'attenzione della materia ai tanti alunni presenti stamani del Leonardo?
Ma in realtà effettivamente mi hanno aiutato già i docenti e gli studenti, perché la formula è fantastica. Invece che stare lì ad ascoltare il docente che per un'ora fa lezione, loro si sono preparati su di me, e quindi questa è una cosa importante, perché significa che già hanno studiato, mi porranno delle domande, quindi sarà molto interattiva, e questa è la cosa migliore, perché si impara e si insegna allo stesso momento. Questi sono ragazzi motivati, questa è un'iniziativa che sicuramente è molto lodevole, spero che si possa, come ha detto la dirigente scolastica, poi riprendere anche in altre occasioni. Io sono molto contento di essere qui nella mia terra e di poter parlare da ex studente a studenti che sicuramente avranno un brillante futuro. La provincia oggi mette a disposizione i propri locali per questa interessante iniziativa, proprio con il professor Angelo Taibi, agrigentino, per parlare di fisica, con un ruolo importante anche quello vostro in questo senso. E sicuramente mettere a disposizione quelli che sono gli strumenti operativi per andare incontro a delle richieste che provengono dalla scuola è un nostro fondamentale compito, e tra l'altro è un modo anche per fare incontrare le nuove generazioni, i ragazzi e gli studenti, le istituzioni, perché non sempre si sono a conoscenza di quelle che sono tutte le realtà territoriali che sono presenti sul nostro territorio. Linea alla regia per la pubblicità. Un incontro sulla medicina del territorio si è svolto a Ravanusa tra relatori la geriatra Gera Destro, che si è soffermato sul tema l'uomo, il paziente, il malato. Sentiamola. Dottoressa Destro, cosa sta determinando l'invecchiamento sul nostro territorio? L'invecchiamento si può dire che la piaga ormai del secolo, già dal terzo millennio, e l'invecchiamento ha invaso il nostro sistema mondiale. Si pensi che ci sono tanti malati di demenza perché purtroppo la geriatria, l'anziano è già malattia di per sé quando arriva a perdere le funzioni, il che questo comporta che la nostra società non è ancora organizzata sul territorio ad aiutare sia le famiglie ma soprattutto i nostri anziani che invecchiano, diventano sempre più fragili, e il loro percorso ormai diventa veramente disastroso sia per l'economia, per quanto riguarda la sanità, ma sia anche per le politiche sociali. Cosa bisogna fare? Allora bisogna fare innanzitutto organizzare bene i territori, non tanto vedere l'uomo non come malato ma come farmaco, ma vedere l'uomo nel suo globale, prendere proprio con l'unità di valutazione multidimensionale in cura il nostro paziente che va dai 65 anni in su, fare una giusta prevenzione, fare una giusta valutazione con quello che noi siamo abituati a fare e cercare di sviluppare sul territorio quello che è le programmazioni delle politiche sociali. Cosa bisogna fare? Bisogna fare innanzitutto dei centri diurni che si occupano di questi anziani soli, perché il dramma dei nostri territori, dei paesi dell'entroterra che sono privi di sviluppo, purtroppo portano i nostri giovani fuori e quindi a lavorare. Queste famiglie ormai non esistono come in un tempo, ormai restano poche, sono le famiglie che si possono occupare dei genitori, e quindi c'è un cambiamento socio-culturale, quindi ogni persona ha un dramma dietro di sé. Ecco che il medico deve, innanzitutto soprattutto il geriatra, prendersi cura e a cuore tutte le situazioni che vanno sia dalla parte geragogica ma anche dalla parte clinica di questo paziente, cercando le soluzioni ottimali che l'accompagnano con dignità fino alla morte. Questa mattina gli operatori dell'AICA hanno riscontrato un guasto alla condotta dell'acquedotto Voltano, nel tratto che attraversa Contrada Businè a Raffadali. Per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta si è reso così necessario sospendere la fornitura idrica alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento, dove di conseguenza la distribuzione idrica prevista per oggi subirà degli slittamenti e delle limitazioni. AICA ha già avviato i lavori, al termine del quale riattiverà la fornitura idrica, ma la distribuzione per normalizzarsi avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici. Passiamo ora allo sport. Sconfitta per 1-0 l'Agragas impegnata in trasferta a Vibo Valencia contro la locale squadra della Vibonese. Carmelo Lentini ce ne parla. Grazie al gol in mischia di Castillo, la Vibonese supera l'Agragas che avrebbe meritato la spartizione della posta in palio.
Infatti la compagine biancazzurra, ben disposta in campo dal tecnico Coppa, aveva sfiorato la rete del vantaggio con Litteri nei primi 15 minuti. Ma come spesso succede nel mondo del calcio, alla prima occasione, convulsa al limite della porta biancazzurra, una improvvisa zampata dell'attaccante calabro Castillo regala il vantaggio alla compagine del tecnico Boucher. Nel secondo tempo l'Agregas aumenta il ritmo della partita, ma non riesce a superare la difesa di casa, che riparte in contropiede, ben altro ben contenuto dalla difesa biancazzurra. Per ciò che si è visto è stato il migliore Agregas in versione esterna, a cui è stato annullato un gol, tra l'altro apparso regolare, di testa da parte di Fragapane, e che ha anche colpito una traversa piena con Litteri. Locali timorosi che hanno badato a fare barricate dopo la rete del vantaggio. Al 90° un evidente calcio di rigore non concesso per atterramento di Marrale. Alla fine una vittoria che premia la Vibonese oltre misura, una sconfitta che sa di beffa per i ragazzi del tecnico Coppa, che però non pregiudica e fortunatamente la classifica generale. Adesso l'Agregas dovrà osservare un paio di turni di stop, il primo l'11 di febbraio per sosta obbligata, la seconda il 18 sempre di febbraio per il torneo di Viareggio. Si ritornerà in campo all'Esseneto domenica 25 contro il Real Castelnuovo. Ma come cade dunque immeritatamente l'Agregas sul campo della Vibonese, che subisce la rete di Castillo in una delle pochissime azioni di attacco della compagine calabra. A Luigi Razza la compagine Tembra ha disputato un'eccellente prova, non concretizzata per mera sfortuna. Ricordiamo ancora una volta, come va detto poc'anzi, che c'è stata anche una traversa colpita da Litteri, un gol annullato di testa a Fragapane e un calcio di rigore non concesso al 90° per atterramento di Marrale. Per quanto riguarda gli altri risultati, la Novegea come da campione spugna il campo della Gioiese, il Licata cede in casa con il Reggio Calabria, mentre il Trapani fa a pezzi il malcapitato Canicattì. Ma vediamo i risultati della giornata. Castrovilla Real Castelnuovo 0-2, Gioiese Novegea 0-1, Licata Reggio Calabria 2-3, Portici Acireale 0-1, Ragusa batte Locri 1-0, Vibonese Agregas 1-0, Sant'Agata San Cataldese 3-0, Trapani batte Canicattì 7-0. Hanno riposato San Luca e Siracusa. Io la ringrazio, però ho fatto i complimenti alla mia squadra perché non posso fare almeno oggi fare i complimenti alla mia squadra, però probabilmente non sarete d'accordo perché mi rendo conto che dico, si è giornalisti ma si è giornalisti anche di parte in un certo senso, no? Poi si può essere onesti, poi si può essere anche di parte, perché mi rendo conto che siete giornalisti del posto, però secondo me l'Agregas oggi è venuto a VIP a dominare la partita, è stata superiore sotto tutti i punti di vista, ma la cosa che fa tremendamente più rabbia, e non è possibile perché non sappiamo come andare via, perché ho fatto i complimenti, è vero, ma i ragazzi sono delusi dentro lo spogliatoio perché non si può assistere allo scempio al quale abbiamo assistito oggi da parte della terna arbitrale. Se volete io non ne parlo, così tutti gli altri colleghi sono contenti, perché ci sono alcuni mister che parlano di vittimismo e allora vuol dire che io sono il primo a fare la vittima, però noi andiamo via da Vibo avendo assistito ad uno scempio per senso della parola, e se volete ne parliamo ad uno degli episodi. Io credo che il rigore al primo tempo sia assolutamente netto su Litteri, poi noi è vero che non abbiamo fatto 2 gol che dovevamo fare, e questo è pure vero per onestà concettuale. Al secondo tempo l'arbitro annulla un gol, prima doveva assegnare il calcio di rigore, subito dopo non ha assegnato il calcio di rigore, facciamo gol, ha avuto il coraggio pure di annullarlo. Allora se volete snoccioliamo tutto e diciamo tutto, perché c'è stato anche un terzo episodio nonostante questo, dubbio, ma l'arbitro ha ritenuto anche per la terza volta di non darci un calcio di rigore. Allora io sono contento della prestazione e non è la prima volta. L'Agregas viene fuori casa a Vibo, non è andata a giocare da un'altra parte senza voler offendere nessuno, a dominare un'intera gara, a giocare molto meglio della Vibonese con grande personalità, avendo tante occasioni da gol, ma soprattutto tornando a casa vedendosi negati
2 calci di rigore assurdi e un gol annullato che fa soltanto gridare, purtroppo. Direttore Cammarata, andiamo via da Vibo Valencia con 0 punti subiti, però oggi l'Agregas ha molto da recriminare. Ma guarda, oggi secondo me abbiamo fatto la più bella partita del campionato. Purtroppo però con i complimenti non si mettono punti in classifica, ci rimane solo la grande prestazione offerta dai nostri ragazzi. Mi dispiace perché ho visto una terna arbitrale completamente fuori forma, ci sono le immagini che parlano chiaro, però ripeto, rimane una grande prestazione, adesso testa bassa e pedalare e pensare già alle prossime partite. Peccato anche per i gol mancati di Mauro, di Litteri, l'Agregas veramente oggi ha avuto tante occasioni. Ma guarda, Gianluca ha preso una traversa, una grande parata del portiere, Di Mauro purtroppo a porta sguarnita l'ha messa fuori, però al ragazzo non si può dire nulla, ha fatto 7 gol quest'anno. Diciamo che è il solito tram che ci portiamo da tutto l'anno, non riusciamo a concretizzare tutte le azioni che riusciamo a proporre. L'Agregas ha preso anche una traversa e soprattutto il gol annullato a Fragapane che sinceramente nessuno ha capito il perché. Ma guarda, riguardando le immagini, siamo noi che protestiamo per un rigore subito dopo la traversa, poi Fragapane la mette dentro e l'arbitro annulla il gol. Perciò non sono scusanti, è solamente il rammarico che avrebbe premiato la grande prestazione dei nostri ragazzi. Però andiamo via addirittura da qui consapevoli che di questo passo la salvezza penso sia vicina. Ma assolutamente sì, io non so gli altri risultati, però noi dobbiamo guardare a noi stessi e ripeto, questa è stata una grande prestazione che viene dopo quella di mercoledì. Vediamo ora una panoramica sportiva scurata dallo stesso Carmelo Lentini. Ed ora cambiamo categoria. In eccellenza A, Nissa e Pro Favara centrano la vittoria anche in questo turno e continuano a distanza la lotta al vertice per il raggiungimento della sospirata Serie D. Sofferta quella nissena che ha sbloccato il risultato negli ultimi 10 minuti grazie alla doppietta del solito Agudiak, mentre quella giallo-blu, grazie a Retuccia anche lui in doppietta e Ficarota. Perde in casa invece lo Sciacca con il Castellammare. Ma vediamo i risultati. Accademia Trapani Mazzara 1-4, Casteldaccia Fulgatore 1-1, Geraci Nissa 0-2, Marineo Folgore 1-0, Pro Favara Bat Athletic Palermo 3-1, Sciacca Castellammare 0-1, Mazzara 46, Don Carlo Misilmeri 0-2 e poi Aspra e Castelbuono 3-1. Giornata fatidica invece per le compagini agrigentine di promozione A, fatta eccezione per il Gemini. Hanno tutte perso pesantemente, cinquina di reti subita dal Camara Tabaccheria, anche una manita del Città di San Vito Lo Capo a Porto Empedocle con l'Empedoclina. E viene sconfitto anche internamente il Casteltermine dall'Alba Alcamo. L'unica squadra gioiere è stato il Gemini, che ha vinto lo scontro diretto con il Marsala. Questi i risultati della 18ª giornata. Bagheria batte Camarat 5-0, a Casteltermini Alba Alcamo 1-3, Empedoclina Città di San Vito Lo Capo 1-5, Gemini Marsala 1-0, il Carenze Giardellinese 1-2, Partinico Audace con Palermo 0-0 e infine San Giorgio Piana Parmonval 0-2. Ancora una convincente vittoria per la Pro Favara che si impone per 3-1 sull'Atletico Palermo. È stata anche una giornata di sport. Sugli spalti circa 500 alunni delle scuole elementari e medie a tifare per i colori giallo-blu. Ha seguito l'evento il collega da Favara Giuseppe Moscato. È stata una bella giornata di sport a Favara, un successo che è andato al di là di quello ottenuto dalla Pro Favara sul campo, dove ha battuto l'Atletico Palermo per 3-1. A vincere è stato lo sport, quello vero, che ha aggiunto all'agonismo dei calciatori e al cuore del tifo organizzato anche l'amore e l'attaccamento ai colori della propria squadra da parte di tanti alunni delle scuole elementari e medie di Favara che in circa 500 hanno affollato la gradinata delle Brucoleri
aderendo all'iniziativa Scuole allo Stadio, voluta dalla società della Pro Favara e in particolare dal responsabile della comunicazione Giuseppe Piscopo. Bandierine giallo-blu in mano e tanta voglia di tifare per i propri beniamini. È stata una marcia in più per i giocatori che bene hanno risposto, vincendo una bella partita e ottenendo appunto una meritata vittoria. Siamo orgogliosi di quello che hanno fatto gli organizzatori, ringrazio tutti i dirigenti, tutti i bambini, una festa veramente, vedere questo pubblico così mi sono veramente emozionato, una grandissima cosa, forza Favara sempre. Tanti ragazzi che hanno accolto il vostro invito e con i genitori qui a tifare Pro Favara. Sì, amano tutti Favara, si è capito, è un anno meraviglioso, è il 40° anno della Pro Favara, quindi cercheremo di vincere questo campionato con la speranza, perché ci sono altre squadre pure che sono, noi siamo secondi a 3 punti, con la speranza che Dio ce la mandi buona. Speriamo che sarà l'anno migliore. Dal punto di vista prettamente agonistico, la Pro Favara ha imposto il suo gioco, è andata in vantaggio, facendosi poi raggiungere dagli ospiti per poi mettere al sicuro il risultato con un meritato 3-1. Da parte sua l'Atletico Palermo non ha per niente sfigurato, anzi in più occasioni ha messo in difficoltà la Pro Favara, che alla fine, grazie alla doppietta di Retucci e a un fantastico gol di Ficarotta, ha preso i 3 punti in palio. Per i palermitani ha realizzato Simone Giuliano. Rimane quindi invariato il distacco dalla Nissa capolista. 3 lunghezze separano gli uomini di Catalano dalla squadra di Terranova, che solo alla fine gara ha avuto la meglio sul Geraci. Ma sentiamo i protagonisti dell'incontro. Non era facile dopo la bella vittoria contro la Nissa, magari si poteva pensare a volte queste partite fanno dei brutti scherzi, invece i ragazzi devo dire che sono in campo con la testa giusta, concentrati, siamo riusciti a passare il vantaggio e poi abbiamo avuto 10 minuti dove abbiamo concesso qualcosa e abbiamo anche subito il gol. La seconda parte della gara credo che abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto quello che sappiamo fare sempre, abbiamo fatto il secondo e il terzo gol e credo che alla fine la vittoria sia meritata. È vero che oggi è stata una giornata bella, ma sotto l'aspetto anche degli spettatori che c'erano al campo, perché credo che questi ragazzi si meritano questa platea, hanno lavorato tanto e vedere lo stadio pieno sicuramente è un motivo di orgoglio per tutti. E poi anche in campo è stato un messaggio importante di sport, non ci sono stati grandi scontri, non c'è stata quella rivalità cattiva, insomma, giusto quello che succede in campo, una bella partita. No, è stata una bella partita, tecnicamente giocata bene da entrambe le squadre, ci sono stati i soliti contrasti di gioco che ci sono in tutte le partite, non è successo assolutamente nulla e credo che sia la cosa più importante invece di vedere sempre le solite mischie, discussioni e cose varie. Oggi è stata rispetto alle altre un po' più difficile, sono dovuto intervenire anch'io mentre nelle ultime diciamo che ho fatto lo spettatore non pagante. Specialmente insomma in un paio di occasioni sei stato determinante. Un Atletico forse un po' più impegnativo del previsto o era la squadra che vi aspettavate? No, sicuramente era la squadra che ci aspettavamo, sapevamo che l'Atletico Palermo era una buonissima squadra, ci hanno messo un po' in difficoltà nel primo tempo, subito dopo che abbiamo fatto gol, hanno pareggiato la partita, ma poi sappiamo la nostra forza, le nostre individualità e siamo riusciti a vincere e portare a casa i 3 punti. Un primo tempo un po', diciamo, da parte nostra un po' stanco, visto la partita che avevamo fatto contro la Nissa, che avevamo speso tante energie. Oggi si sapeva che non era una partita facile, anzi era più difficile di quella della Nissa. Abbiamo gestito un po' la palla perché sapevamo che eravamo un po' stanchi, non avevamo preso ancora le misure giuste tra i reparti e quindi dopo che abbiamo subito gol siamo rimasti un po' così, però alla fine finito il primo tempo abbiamo recuperato le energie mentali soprattutto che fisiche, abbiamo iniziato a giocare come il Favara sa giocare e poi siamo usciti fuori vincendo 3-1. Però la domenica è importante raggiungere il risultato, come
in questo periodo i 3 punti pesano veramente di più ed è dura conquistarli ogni domenica, perché come avete visto contro di noi sembra che è sempre guerra ogni domenica, quindi diciamo che volevo fare i complimenti ai ragazzi per aver ripreso una partita come quella di oggi e niente, bisogna... Sappiamo che c'è una dedica speciale. Sì, non è stata una settimana per niente facile e infatti, come aveva pubblicato anche la società, ho avuto un lutto importante in famiglia. Ringrazio la società per avermi permesso 2 giorni per tornare a casa, stare vicino alla famiglia, e quindi questo gol lo vorrei dedicare soprattutto alla mia famiglia in primis e alla nonna che non c'è più, però è come se fosse sempre con me. Qual è il campionato dell'Athletic Palermo? Qual è? Adesso penso che il campionato dell'Athletic Palermo è salvare il salvabile, perché eravamo partiti con altri presupposti, ma per tante vicissitudini ci siamo ritrovati in una posizione che magari non ci aspettavamo, e adesso c'è solo da lavorare, cercare di non ripetere gli stessi errori, di cercare di finire al meglio questa stagione per provare a appunto salvare il salvabile, perché penso che anche noi siamo una buona squadra, oggi abbiamo dimostrato, ed è veramente un peccato magari finire in un campionato totalmente anonimo. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.